Quali farmaci da banco portare con sé in vacanza? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e oggi faccio questo video un po' più pratico in quanto in tanti mi avete chiesto quali farmaci da automedicazione, quelli da banco, portare con sé in vacanza. Prima di tutto è doveroso fare alcune raccomandazioni, tra cui che anche i farmaci da automedicazione hanno dei principi attivi all'interno e questi possono interagire con eventuali terapie croniche che già assumiamo, oppure se non assumiamo nessuna terapia magari abbiamo delle condizioni cliniche per cui alcuni di questi farmaci da banco comunque non vanno bene nel nostro caso, quindi è sempre importante riferirsi prima al nostro medico. Una seconda precisazione deve essere fatta riguardo gli antibiotici. Questi infatti non devono far parte di nessun kit di automedicazione e devono essere prescritti dal medico soltanto in determinate condizioni cliniche. Infatti, solo in rarissimi casi, il nostro medico potrà decidere di prescrivere questi farmaci in via precauzionale, ma soltanto se soffriamo di determinate patologie o abbiamo un alto rischio di qualche patologia. Veniamo al primo farmaco da automedicazione, che è il paracetamolo. Questo ha proprietà sia antidolorifiche, cioè analgesiche, sia antipiretiche, cioè abbassa la febbre. Ha un rischio più basso di effetti collaterali rispetto ai farmaci antinfiammatori non steroidei quali chetoprofene, ibuprofene, acido acetilsalicidico ed altri. Una delle problematiche che può presentarsi durante le vacanze è rappresentata dai disturbi gastrointestinali. Questi possono andare verso la stitichezza, la stipsi o verso la diarrea. La base è sempre avere una corretta alimentazione ricca di fibre, frutta e verdura e idratarsi adeguatamente. Quando la sola alimentazione non è sufficiente a tenere a bada la situazione, si può ricorrere all'utilizzo di fermenti lattici, che sono sempre la base del trattamento, soprattutto per le diarree. L'utilizzo invece di antidiarroici, che sono spesso a base di loperamide, come il classico Imodium o Dissenten per intenderci, dovrebbero essere utilizzati solo dopo un consulto medico, col nostro medico, con la guardia medica o guardia turistica, soprattutto se si tratta di un primo trattamento. Per quanto riguarda invece la stitichezza o la stipsi, se l'alimentazione da sola non è sufficiente, si può ricorrere all'utilizzo per brevi periodi ad alcuni lassativi, soprattutto quelli a base di fibre come lo Psyllum, oppure quelli osmotici come il lattulosio o il macrogol. Riguardo i farmaci contro nausea e vomito, gli antiemetici, questi devono essere utilizzati con cautela, quindi se già sappiamo di soffrire di mal d'auto o cinetosi, è bene prima parlarne con il nostro medico in modo da poterci consigliare in base alla nostra condizione. Parlando poi di pomate, queste possono essere utili soprattutto se già abbiamo avuto in passato delle reazioni cutanee importanti a punture di insetti, solitamente sono pomate cortisoniche. Molto più importante ritengo che sia portare con sé un piccolo kit di automedicazione che comprenda delle garze, dei cerotti e un disinfettante cutaneo. Possono essere utili anche degli integratori, più consigliati sono i multivitaminici, mentre attenzione a quelli a base di potassio, soprattutto se si assumono dei farmaci come i diuretici, in particolare i risparmiatori di potassio. Inoltre molto importante è la conservazione di questi farmaci, che devono essere tenuti in ambienti non troppo umidi e temperature non sopra i 25 gradi. Prediligere sempre le formulazioni in capsule o compresse piuttosto che le formulazioni liquide. È sempre importante non esagerare con l'acquisto di questi farmaci da banco, perché molto spesso poi non vengono utilizzati e oltre la spesa c'è anche il problema dello smistaggio di questi farmaci. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti!